Da un palamito è stato trovato agonizzante su una spiaggia di San Veromilis. Inutili tutti i tentativi per salvarlo. Dal nostro corrispondente. Un grosso cetaceo, forse un capodoglio, lungo quasi 10 metri e del peso di alcune tonnellate, è stato trovato nel primo pomeriggio agonizzante davanti alla spiaggia di Suballoso nella marina di San Veromilis. L'avvistamento è stato fatto da un turista e l'allarme è stato lanciato dal sub oristanese Geppetto Iriu. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con un gommone e alcuni volontari che per diverse ore si sono dati da fare per tenere a galla il capodoglio che è stremato e con gravi lacerazioni ad un fianco prodotte dagli scogli delle secche attorno all'isolotto di Punta Tonnara rischiava di annegare. Non si tratta di un fenomeno di spiaggiamento perché il capodoglio aveva la bocca intasata e ferita da una grossa matassa di fili di nylon e corde, un palamito per la pesca dei tonni con un grosso amo e una lenza da 3,50. Evidentemente il cetaceo deve avere addentato un tonno catturato dal palamito e non è riuscito più a liberarsi, quindi si è ferito mortalmente andando a sbattere sugli scogli delle secche di Punta Tonnara. Inutile l'intervento del centro soccorso cetacei di Cagliari. In serata il capodoglio, dopo un primo tentativo di cure, è stato avviato verso il mare aperto dove potrà morire lontano da occhi indiscreti. Carabinieri ma soprattutto volontari si sono mobilitati per salvare il capodoglio agonizzante. Il problema era in particolare quello di riuscire a tenerlo a galla. Non c'è stato però niente da fare, il capodoglio aveva la bocca intasata e ferita dalle corde e dall'amo e anche degli squarci per aver urtato contro uno scoglio. Questa edizione del TG3 termina qui. La macchina. Aspetta che sta riprendendo.